Buonasera, ai titoli con le principali notizie. L'assessore regionale alla famiglia Nuccia Albano ha rinunciato alla nomina di consulente medico legale di Alfonso Tumbarello, il dottore di Campobello di Mazara, accusato di aver curato Matteo Messina Denaro. Nell'ultimo report della direzione investigativa antimafia, la mappa della criminalità organizzata. A Palermo resistono i mandamenti, a Catania comandano i Santa Paola Ercolano, nel Messinese cresce la mafia dei colletti bianchi. Dalle carte dell'inchiesta di Napoli emerge che le ditte gradite ai clan si infiltrano nelle gare dei rifiuti. Ecco come la Supereco ha vinto a Catania il ruolo dell'ex deputato Castiglione. La polemica sul ponte dello Stretto arriva a Bruxelles. La CGIL scrive alla Commissione per bloccare l'avvio dei lavori. Assolto a Catania il professore universitario accusato di molestie sessuali su 7 studentesse. Per il tribunale le ha toccate senza fare pressione. In corso Sicilia, a Catania gli automobilisti sono costretti a pagare il pizzo ai posteggiatori abusivi anche sulle strisce blu. Un quinto dei braccianti in provincia di Catania ha un contratto irregolare. Quasi sempre gli sfruttati vengono dal Nord Africa. I dati sono della CGIL. Calcio, Palermo cerca il nuovo allenatore, la scelta fra Pippo Inzaghi e Vanoli. Il Catania lavora alla definizione dello staff dirigenziale e alla conferma di quello tecnico. Eccoci ancora, buonasera. E dunque l'assessore regionale alla famiglia Nuccia Albano non sarà consulente medico legale di Alfonso Tumbarello, il dottore di Campobello di Mazara, che secondo la procura di Palermo avrebbe avuto in cura Matteo Messina Denaro negli anni della latitanza. Luca Ciliberti. L'assessore regionale alla famiglia Nuccia Albano fa sapere di aver rinunciato all'incarico di consulente medico legale di Alfonso Tumbarello, il dottore di Campobello di Mazara che secondo la procura di Palermo avrebbe avuto in cura Matteo Messina Denaro durante la latitanza e sotto processo con le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. La sua nomina aveva sollevato polemiche, ma la decisione dell'assessore Albano arriva nel pomeriggio. Per Alfonso Tumbarello la DDA di Palermo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere. La sentenza del tribunale sarebbe dovuta arrivare nei giorni scorsi, invece è stata disposta una maxi perizia informatica e medico legale. E come se non bastasse, l'assessore pochi mesi fa è stata al centro delle polemiche perché figlia di Domenico Albano, già condannato per mafia. Il suo nome infatti risulta agli atti della sentenza del 1956 sulla strage di Portella della Ginestra del 1947, organizzata dalla banda guidata da Salvatore Giuliano. Domenico Albano sarebbe stato responsabile anche di una serie di delitti commessi negli anni 50 nei territori di Borgetto, Terrasini, Villabate e Baucida. Nuccia Albano ha sempre affermato che il padre è morto quando lei aveva appena 10 anni e di aver saputo solo da grande che aveva avuto problemi con la giustizia. Di contro ha ribadito sempre di essere cresciuta con una madre che le ha sempre inculcato i temi e i valori della giustizia e della legalità. Nell'ultimo report della direzione distrettuale antimafia viene tracciata la mappa della criminalità organizzata. A Palermo resistono i mandamenti, a Catania comandano i Santa Paola Ercolano e nel Messinese cresce la mafia dei cosiddetti colletti bianchi. Sentiamo Maglio Viola. Una mafia senza un vertice stabile riconosciuto dalle famiglie, senza un capo e senza neanche una cupola o una commissione. Famiglie sempre più potenti ed autonome fra loro, ma sempre meno violente e che tendono a interferire con la cosa pubblica minando dall'interno lo Stato. È quanto emerge dalla relazione della DIA alle Camere. La direzione investigativa antimafia ha presentato i risultati della lotta a Cosa Nostra nel corso del 2024 ed ha disegnato la situazione di tutte le mafie censite in Italia, non soltanto di quella siciliana. Mentre nel Messinese arretra la mafia dei Pascoli, che resta comunque forte nel territorio nebrodeo e si attrezza per frodare sui fondi europei destinati ad agricoltura e pastorizia, nel capoluogo dello Stretto cresce invece una mafia di colletti bianchi che punta alle grandi opere e vede sul ponte sullo Stretto una opportunità di fare soldi infiltrandosi negli appalti. Quella messinese è una mafia che attua il pluralismo, ormai tutti fanno tutto in tema delinquenziale. Nel catanese invece resta egemone la famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, che espande il proprio dominio anche guardando all'area gelese
e più in generale al Nisseno, con alleanze anche nell'Agrigentino. Ma è una mafia territoriale che cede spazio in provincia ai Mazzei di via Belfiore, con cellule anche a Mister Bianco, con i Nicotre, ad Adrano con i Lo Cicero. A Caltagirone ci sono i La Rocca che coesistono con i Cappello Bonaccorsi, con i Cursoti milanesi, con i Laudani, con i Pillera. A Palermo persiste la divisione in mandamenti, stabilita ben prima dei Corleonesi. La città è divisa in 8 zone di influenza, ciascuna delle quali divisa in aree e quartiere gestite da 4 o 5 famiglie a seconda dei territori. 9 invece i mandamenti della provincia. Cresce l'influenza del mandamento di Pagliarelli, recentemente colpito con l'operazione riguardante i traffici del carcere omonimo, ma il potere maggiore resta nelle mani del mandamento di Resuttana, a fianco a quello di San Lorenzo e Tommaso Natale. Scompare lo storico mandamento di Palermo Centro, che era il fulcro delle attività dei corleonesi palermitani, inglobato nel mandamento di Porta Nuova. Molto potente. Ciaculli, che aveva dato i natali al Papa Michele Greco, persiste ma è più defilato come Santa Maria di Gesù. In provincia movimenti a Misilmeri, San Mauro Castelverde, San Giuseppe Jato, Bagheria, Partinico. Sotto traccia le attività di Corleone e silenti quelle di Trabia, che già Giovanni Falcone indicava come la Svizzera di Cosa Nostra. Dalle carte dell'inchiesta di Napoli emerge che le ditte gradite ai clan si infiltrano nelle gare dei rifiuti. Così la Supereco ha vinto a Catania e anche il ruolo dell'ex deputato Castiglione. Sentiamo il servizio. L'inchiesta della DDA di Napoli, gli atti trasferiti alla Procura di Catania e le intercettazioni dei ROS e della squadra mobile Etnea incrociati e messi in fila dalle due procure restituiscono un quadro sconfortante e pericoloso. La criminalità organizzata, in questo caso dei Casalesi e Cosa Nostra, ancora una volta si mimetizza tra i colletti bianchi e prova spesso ad avvicinare la politica per fare affari. Quelli con i rifiuti sono spesso affari milionari. Nel caso di Catania, il quadro appare chiaro nel racconto del pentito di Camorra Domenico Romano e riportato nelle carte. Le ditte che partecipano sono in numero sempre molto limitato, spiega. Capita spesso che addirittura ci sia un solo partecipante all'incanto. In questo modo, qualunque impresa partecipi è certa di poter vincere, perché anche quando la partecipazione è aperta a 2 o 3 ditte, esse sono spesso tra di loro collegate. L'impresa quindi che vince l'appalto destina una quota, pari generalmente al 5%, al clan. La Supereco dei Ciummo, imprenditori di Cassino, si rende disponibile a partecipare a Catania. L'appalto complessivamente vale 350 milioni di euro distribuito su 3 lotti. Nelle carte si legge che il pentito Romano chiama un sodale con buone conoscenze siciliane per introdurre i Ciummo in Sicilia e per accertarsi che la gara non fosse già stata assegnata, si legge ancora nelle carte, a qualche ditta locale. Ed è qui che arriverebbe la prima rassicurazione dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Castiglione. Alla fine la Supereco si aggiudicherà un lotto da 73 milioni di euro a Catania e parteciperà anche ad altre gare nel territorio. E qui ci si chiede quale sia il ruolo della politica. Ma in generale è molto complicato inserirsi nelle gare che sopra il 1 milione di euro in Sicilia vengono gestite dall'Urega, ufficio regionale per l'espletamento delle gare pubbliche. Adesso la polemica sul ponte dello Stretto arriva a Bruxelles. La CGIL scrive alla Commissione dell'Unione Europea chiedendo di bloccare l'autorizzazione per l'avvio dei lavori. Francesco Triolo. Il ponte sullo Stretto ormai da tempo è terreno di scontro tra favorevoli e contrari all'opera. L'ultimo fronte di polemica aperto è quello della CGIL, che ha scritto alla Commissione europea chiedendo di bloccare l'autorizzazione per l'avvio dei lavori del ponte sullo Stretto. Alla commissaria la CGIL ha denunciato le gravi criticità tecniche, ambientali, normative e sociali connesse all'iter di approvazione del progetto trasmesso qualche settimana fa alla Commissione con la relazione IROPI approvata dal Consiglio dei Ministri. Relazione che secondo il sindacato non soddisfa le condizioni necessarie e sufficienti previste dal diritto comunitario. Alla CGIL ha risposto la Lega attraverso i suoi deputati siciliani Anastasio Carrà e Valeria Sudano. Invece di remare contro gli interessi del paese e dei siciliani, consigliamo al sindacato di usare la stessa solerzia nel tutelare i diritti dei suoi lavoratori, che proprio da quest'opera infrastrutturale avranno solo e soltanto enormi benefici, con posti di lavoro in più, opportunità di crescita e possibilità di sviluppo. Strana questa CGIL, mai dalla parte dei lavoratori, sono le parole dei deputati leghisti. Ha toccato il seno ma senza pressione, sentenza shock Catania. Il tribunale ha assolto il professore universitario Santo Torrisi, accusato da 7 studentesse di molestie e violenze sessuali avvenute tra il 2010 e il 2014
I giudici, pur definendo il suo comportamento predatorio e ossessivo, non hanno ritenuto gli episodi sufficientemente provati per una condanna. Alcuni fatti sono risultati prescritti, altri giudicati ambigui o poco credibili. La Procura ha annunciato ricorso. E siamo tornati in Corso Sicilia, restiamo a Catania, dove gli automobilisti sono costretti a pagare il pizzo, pensate, ai posteggiatori abusivi, nonostante gli stalli delle strisce blu. Sentiamo Tonino De Mana. Hanno direttamente danneggiato la cassa automatica della MTS per mettere fuori uso il POS e per continuare a chiedere monetine agli automobilisti, intascando una cinquantina di euro ciascuno. Una sorta di pizzo sulle strisce blu tra Corso Sicilia e via Sturzo che fa gola a bande di extracomunitari che, indisturbate, presidiano il parcheggio. E se non paghi sono dolori, tanto i soldi li esci lo stesso, ma per aggiustare il finestrino. 2 vetri in frantumi su quest'auto. Il primo, forse nel tentativo di aprire questa portiera. Forse non sono riusciti e allora hanno rotto l'altro finestrino, tutto sotto la telecamera di videosorveglianza. Nonostante la presenza delle nostre telecamere, prosegue l'illecita attività di controllo dell'area di sosta con pressanti richieste di denaro o tentativi di approccio alla macchinetta. Qualcuno, intuito l'andazzo, scarica la colpa ai catanesi, come fa questo ragazzo di colore che punta il dito contro alcuni personaggi del luogo colpevoli di aver rotto il vetro della macchina in questione. Politica sistema, quindi io sono persona di politica, non posso dare a te, tu stare qua. E io stare come te qua, è uguale. A dirimere tutto potrebbe essere il filmato della telecamera che vedete posta esattamente di fronte al SUV danneggiato. Si vedrà. Intanto la questione sicurezza agita il sonno di automobilisti e residenti. Che cosa che commento vuole fare? Purtroppo ormai questa è una zona franca ormai da tutto. Il problema non sono le prostitute che magari la sera alle 3 di notte vengono qua, è tutto quello che gira attorno. È diventata anche pericolosa di giorno girare qua in centro città, ad esempio con mia moglie e il bambino mi spavento per uno scippo, se trovo la macchina danneggiata, ci sono sempre macchine danneggiate, sinceramente la situazione mi sta incominciando a fare pensare, a preoccuparmi. A me mi è costato quasi 300 euro di riparazione per fregarsi una radio senza frontalino. Bande di extracomunitari invece presidiano il parcheggio di AMT. Sì, questo l'ho visto anche di giorno, ma già è una cosa che è stata segnalata più volte. Siamo in condizione ovviamente sia di sicurezza dal punto di vista di immagine e di igiene che non ce la facciamo più. Amo Catania, vengo spesso, vengo volentieri, però queste cose mi lasciano l'amaro in bocca, A Partanna, nell'Agrigentino, un agricoltore è rimasto incastrato sotto il trattore che si è capovolto. È in prognosi riservata ed è stato adesso trasferito in soccorso al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo. E a Palermo si continua a indagare sulla morte avvenuta un anno fa del commercialista Pietro Delia e della moglie, agente della polizia municipale Laura Lupo, trovati senza vita con ferite d'arma da fuoco nella loro casa in via Notarbartolo. Gli inquirenti stanno cercando di accertare se, come inizialmente ipotizzato, si sia trattato di un omicidio-suicidio o se i due siano stati assassinati. I RIS di Messina, tornati nell'abitazione per riesaminare la scena del crimine, hanno disposto il sequestro di alcuni oggetti in casa della figlia della coppia che abita nello stesso stabile. Restiamo a Palermo a distanza di oltre un mese. Le indagini sulla strage di Monreale continuano, si cercano ancora altri complici. Gli inquirenti vogliono capire se altri ragazzi dello Zen hanno partecipato alla rissa e alla sparatoria. Marco Bullà. È passato un mese da quel tragico 27 aprile e ancora sulla strage di Monreale ci sono tanti vuoti, mancano tanti tasselli e le indagini per capire chi ha partecipato alla sparatoria, oltre ai 3 ragazzi dello Zen arrestati, sono ancora in corso. Chi ha partecipato alla rissa? Chi ha aiutato i 3 nella fuga? Gli altri ragazzi arrivati dallo Zen erano a Monreale o sono andati via prima della sparatoria? Tutte domande che ancora necessitano di una risposta. Le indagini devono compiere il loro corso, come è giusto che sia, riaffermando piena fiducia nei confronti di chi indaga e delle forze dell'ordine. Certamente resta la scia di sangue e di dolore di questo tragico evento di Monreale. È giusto, la richiesta di giustizia e la richiesta di sicurezza è una richiesta che facciamo nostra, in questo senso tutti
tutto il sistema deve reagire a una diffusione delle gang giovanili e della violenza giovanile. Monreale vuole la verità, la chiede anche tramite il gruppo creato su Facebook Giustizia per Andrea, Massimo e Salvo. I post dei familiari sono struggenti, come quello della fidanzata di Andrea Miceli che su Facebook scrive: amore mio, ancora mi sveglio sperando che sia stato solo un brutto sogno. Non sei più accanto a me, ma ovunque io vada, sei dentro di me. Movida violenta a Catania, rapinati 2 passanti dal cellulare di 20 euro. L'aggressione a colpi di spranga e minacce, ferita una delle vittime alla gamba. La polizia, dalle immagini della videosorveglianza, ha risalita ai rapinatori, 2 giovani di 26 anni. Uno è stato rintracciato nella sua abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. Il loro trasferimento adesso nel carcere di Piazza Lanza. Un quinto dei braccianti nel catanese ha un contratto irregolare, quasi sempre gli sfruttati vengono dal Nord Africa. I dati nel nuovo rapporto sul lavoro agricolo della provincia di Catania, emerso durante l'assemblea generale della FLAI CGIL. Desiree Ferlito. Precarietà, sfruttamento e silenzi istituzionali sono i tratti scuri, anzi neri per usare un eufemismo, del lavoro nei campi nella provincia di Catania. Il nuovo rapporto sul lavoro agricolo emerso durante l'Assemblea Generale FLAI CGIL è frutto dell'attività sul campo delle Brigate del Lavoro, contiene un'analisi dettagliata del settore basata su dati INPS e testimonianze dirette. Tra il 2020 e il 2024 gli operai agricoli in provincia sono passati da 30.395 a 26.789, con una perdita dell'11,86%. Oltre il 97% degli occupati lavora con contratti a tempo determinato. Il tasso di irregolarità ha superato il 20% e le retribuzioni restano tra le più basse del mercato del lavoro. Allarmante anche le condizioni dei lavoratori migranti, che rappresentano oggi il 19% della forza lavoro, spesso in condizioni di vita estreme. Rimangono esclusi da queste statistiche le centinaia di lavoratori irregolari privi di permesso di soggiorno che vengono sfruttati da caporali spesso loro connazionali che li pagano meno di €1 per ogni cassetta raccolta. Un fenomeno trasversale in tutta la provincia che vede impegnati i cittadini bulgari sul versante acese e nordafricani nei territori di Adrano, Biancavilla e Paternò. Durante l'assemblea la FLAI ha rilanciato la richiesta di piena applicazione della legge 199 del 2016 contro il caporalato. Solo il 3% delle aziende agricole ogni anno vengono ispezionate. Una breve pausa, poi a Modica, la regista afghana che racconta della realtà delle donne nel suo paese e soprattutto della loro libertà negata. Attivisti politici, organizzazioni e governi devono solidarizzare con le donne e il popolo dell'Afghanistan contro la tirannia dei talebani. Questo l'urlo di Zainab Enterzar, la scrittrice e regista afghana a Modica, per raccontare la realtà delle donne del suo paese. Veronica Barbarino. Fortissime donne che nel buio non smetteranno a cercare la luce. Le definisce così tutte le cittadine afghane, sue connazionali, la scrittrice e regista Zainab Enterzar. A Modica, durante la presentazione del suo libro e di 3 cortometraggi dedicati alle donne del suo paese, denuncia la loro sofferente condizione in Afghanistan. Dal ritorno al potere dei talebani, infatti, la condizione delle donne è precipitata in una spirale di oppressione e privazioni. Potenti del mondo ci hanno dimenticati. Questo lo sentiamo, è evidente. Ci hanno lasciati da soli e noi di nuovo siamo in punto di partenza. Costretta a vivere in esilio, Zainab è ferma nella volontà di difendere le faticose conquiste ottenute nei 20 anni di governo filo-occidentale e con fuorché il silenzio decide di dar voce a 36 donne in lotta contro il nuovo sistema. Il primo attenzione è far sentire le nostre voci, donne afghane a tutto il mondo, che ci aiutassero di trovare la pace che ci manca. Ciò che succede da casa nostra è triste, è brutto e fa soffrire tutti.
A urlare al disagio anche 3 cortometraggi già premiati in festival internazionali, in cui si esplorano tematiche come l'identità, la violenza patriarcale, il diritto alla casa e alla libertà. L'arte quindi diventa mezzo per creare un dialogo con le persone per la pace. È morto a Catania Ivan Lobello, è stato presidente di Confindustria Sicilia e vicepresidente nazionale degli industriali. Sarà ricordato tra gli artefici del primo codice etico che prevedeva l'espulsione dell'associazione degli imprenditori siciliani che pagavano il pizzo. Chi paga il racket deve essere espulso, era la regola appunto di Lobello. Ci fermiamo una breve pausa allo sport, il calcio con Palermo e Catania. Eccoci al calcio, Palermo al lavoro alla ricerca del nuovo allenatore. In pole adesso c'è Pippo Inzaghi, piace anche Vanoli, ormai in rotta con il Torino. Marco Gullà. In attesa dell'ufficialità della rescissione contrattuale di Alessio Dionisi, il Palermo è alla ricerca del suo nuovo allenatore. Il club rosanero spinge forte per Pippo Inzaghi. Si parla di un interesse concreto per l'allenatore che potrebbe clamorosamente chiudere il suo rapporto col Pisa dopo averlo portato in Serie A. Oggi il summit col club per capire il futuro, con Inzaghi che chiederà circa 6 innesti per la stagione. Palermo pronto a offrire un triennale. Non solo Inzaghi, il club rosanero sarebbe anche sulle tracce di Alberto Gilardino e anche di Paolo Vanoli, ormai in rotta con il Torino. Il tecnico granata però vorrebbe restare in Serie A. Sono giorni intensi anche perché il Palermo ha fretta di chiudere per il nuovo tecnico e iniziare quindi i movimenti di mercato. In uscita, momento di riflessione per Gomez, sicuramente uno dei pochi a salvarsi dopo una stagione fallimentare. Il centrocampista francese attende eventuali avance dalla massima serie. Nel frattempo continua la contestazione a distanza dei tifosi rosanero che con uno striscione hanno apertamente criticato alcuni calciatori del Palermo che dopo il rompete le righe hanno giocato a padel. Momento particolare per i club siciliani di Serie C, c'è da programmare la prossima stagione, ma ci sono tante scelte preliminari. A Catania si attende di conoscere il futuro del direttore sportivo Faggiano e del tecnico toscano. Francesco Triolo. È il momento di fermarsi e di ragionare e programmare un po' per tutte le squadre. La chiusura della stagione di Serie C impone di stoppare le macchine per progettare al meglio la successiva. È quello che sta facendo il Catania, che si trova proprio nel mezzo delle scelte da prendere. La società sta lavorando su diversi fronti, a cominciare dall'offerta formulata per Torre del Grifo, ma poi ci sono da scegliere i nomi per alcuni ruoli chiave. Tutto fatto per il nuovo direttore generale, Alessandro Zarvano, che pure ancora non è stato annunciato ufficialmente, ma è all'opera da tempo. Si guarda adesso al futuro di Daniele Faggiano, il direttore sportivo. Smentite le voci sull'interesse del Modena, non è certo uomo a cui mancano le offerte. La sensazione è che l'esperienza del direttore sportivo a Catania potrebbe concludersi dopo una sola stagione, ma la situazione di impasse e di incertezza potrebbe sbloccarsi solo con il confronto con Grella, che inevitabilmente coinvolge tutta l'area tecnica. Mimmo Toscano ha ancora un anno di contratto, ma ha chiesto al club garanzie per il prossimo campionato e aspetta riscontri da parte della dirigenza. Tutto fermo a Trapani, dove si attende la sentenza del Tribunale Nazionale Federale prevista per questa settimana sul deferimento per il caso dei crediti d'imposta, con il probabile arrivo di una penalizzazione da scontare nella prossima stagione. La neopromossa Siracusa invece è ancora impegnata nella pool scudetto di Serie D e sulla semifinale di ritorno in casa dell'Ospitaletto, dove deve difendere il 3-2 dell'andata. Per programmare la prossima stagione si attende la conclusione di quella attuale, anche se da oggi si è dato avvio ai lavori di adeguamento dello stadio De Simone per farsi trovare pronti alle prescrizioni imposte dalla nuova categoria a cui appartiene sino al 30 giugno anche il Messina, che quindi deve rispettare le scadenze e gli obblighi imposti, ovvero i pagamenti a tesserati ai giocatori. Da questo dipenderà il futuro stesso, anche in Serie D, del club, che deve far fronte anche all'istanza di fallimento presentata dalla Procura. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.